La Pistoia ha iniziato da lunedì la preparazione alla Pallacina di Pieve Anievole. Gli arancioni 2 volte al giorno fanno la spola da Montecatini, alloggiano all'Hotel Savona, al campo d'allenamento. Il programma di ogni giorno è stato preparato dallo staff tecnico. Mister Morgia ce lo illustra per renderci conto delle varie fasi della preparazione che dovranno portare la rinnovata formazione arancione in buone condizioni al debutto in Coppa Italia del 25 agosto e 8 giorni dopo al via del campionato di Serie D. Sveglia a che ora? Ma verso un quarto alle 8, poi facciamo colazione, alle 9 già siamo qui in campo a lavorare, dove gran parte del lavoro lo svolgono i preparatori atletici, dove facciamo con la palla soltanto tecnica individuale. E poi a mezzogiorno e mezza mangiamo, riposo, alle 5 torniamo qui al campo dove svolgiamo tutto il lavoro tecnico-tattico che svolgo direttamente io. Senti, come hai trovato l'ambiente dei giocatori vecchi e nuovi? Benissimo, perché come ho già detto 1000 volte, lo ripeto ancora una volta, sono tutti giocatori che ho scelto personalmente, che nessuno mi ha imposto, li ho valutati, li ho visti, qui sono 10 in più da valutare e da vedere e quindi benissimo, perché se sbaglio con le mie mani, come sempre. Quindi alla prima squadra si sono aggiunti diversi giovani e qualcuno di questi giovani anche è in prova? Sì, no, abbiamo 2 come Perillo e come Vannucci che fanno parte non dell'organico della prima squadra, ma sono lì a stretto contatto con noi, vediamo se in questo ritiro mi convinceranno. E poi abbiamo giocatori che vengono in prova, in più abbiamo ospitato Sestito perché se lo meritava, ancora senza squadra, ed era giusto dargli l'opportunità di fare un ritiro, perché chi si comporta bene con noi riceve sempre un premio.